Serve per salvare l'Italia. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha definito così il pacchetto di misure da 24 miliardi di euro per far quadrare i conti pubblici. L'aliquota IRPEF non aumenterà neanche per i redditi più alti, ma sui ricchi arrivano almeno 12 miliardi di euro di nuove tasse sui 18 complessivi. Ritorna l'ICI sulla prima casa ed estimi più alti. Tagli ai costi della politica, via le giunte provinciali. Tra i provvedimenti l'innalzamento dell'età pensionabile 41 e 42 anni e la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C. Il Premier Monti chiede sacrifici per superare il grave periodo di crisi. I contribuenti accettano a denti stretti. Pagheranno sempre i soliti, solo quelli che sono controllabili naturalmente e basta. Ritengo che sia giusto quello che hanno fatto per le imprese, almeno quella mi pare che sia una cosa buona e chiaramente sono in assoluto disaccordo con tutto ciò che è relativo alle pensioni, assolutamente in disaccordo. Le persone usciranno dall'ufficio per andare al cimitero, perché uno che deve andare a 70 anni in pensione mi sembra che è assurdo. I privilegi restano invariati, mentre la povera gente deve subire quotidianamente. È un assurdo inconcepibile e inaccettabile. Ci vogliamo augurare che al più presto si vada alle elezioni e ci possa essere un governo votato dagli italiani che consenta una ripresa economica vera e non fatta da persone che non hanno nessun interesse per l'Italia ma solo interessi personali. Non ci dimentichiamo Monti da dove proviene e quali interessi bancari rappresenta. La crisi che vive il paese fa il paio con quella degli stranieri. Alcuni senegalesi che vivono ad Agrigento dicono di sentirsi emarginati dal contesto sociale, indesiderati, al punto da non riuscire a trovare neppure una casa in affitto. Porte chiuse a chi di pelle nera. Per non dormire per strada, ci dice questo senegalese, siamo costretti a rischiare la vita, ad abitare in case a rischio crollo nel centro storico, peraltro già sottoposte a divieto di dimora e senza acqua. No, io voglio andare, ma ancora non ho trovato una casa. Io ho cercato tutte le agenzie di Agrigento, ma questa l'agenzia non voglio affittare, questa è extracomunitaria. Perché? Se non hai trovato come vai? Dormo la parterra. Non è giusto così. Quando hai trovato casa, noi vado via subito. 26 anni sono abitare qua. Senegalese non c'è problema. Sempre lavoro e basta. Noi non c'è casa, noi sempre cercare, però adesso non c'è casa. E dove devi andare? Devi buttare fuori. Da quanto tempo vivi qui? 20 anni sono qua io, 89 sono qua io. E in questa casa? Sì, questa casa. C'è residenza, c'è tutti i documenti, tutte cose al regolo. Noi non è che non vuole per pagare, però noi sempre cercare casa per ancora non trovare casa. E dove dormire? È fuori.